TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Un uomo privo di precedenti è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, legato da vincolo della continuazione per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nella serata del 14 luglio, intorno alle ore 19:30, la polizia locale in abiti civili ha notato un soggetto straniero che dopo aver oltrepassato Ponte Novo in legno si dirigeva rapidamente verso Fondamenta San Girolamo. Gli agenti hanno quindi deciso di seguirlo. L'uomo, dopo aver presumibilmente ricevuto una telefonata, ha cambiato bruscamente direzione tornando verso Fondamenta delle Case Nove, aumentando il passo e insospettendo ulteriormente gli operatori che hanno deciso di bloccarlo per un controllo. Il soggetto, privo di documenti, aveva in mano una banconota da 20 euro e un involucro in cellophane contenente verosimilmente cocaina. All'interno dello zaino è stata trovata anche una modica quantità di hashish. Accompagnato al comando generale sono stati rinvenuti ulteriori 11 involucri di cocaina occultati nei boxer, un'ulteriore dose nel portafogli e un coltello a serramanico monofilare con lama da 7 centimetri. E nell'ambito dei servizi straordinari di controllo di prevenzione e contrasto ai fenomeni legati alla cosiddetta mala movida, nella notte di domenica 13 luglio a Jesolo la Polizia di Stato di Venezia ha individuato e denunciato all'autorità giudiziaria due giovani per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nello specifico, nel corso di un mirato servizio di controllo degli avventori di una nota discoteca del litorale jesolano, i poliziotti del commissariato di polizia di Stato di Jesolo hanno individuato e sottoposto a controllo due giovani i quali sono stati trovati in possesso di complessivi 18 involucri di sostanza stupefacente di tipo cocaina, di sostanza stupefacente di tipo MDMA, nonché di 20 provette contenenti diverse tipologie di oppiacei, oltre ad una considerevole somma di denaro in contanti, della quale questi soggetti non hanno saputo fornire alcuna valida giustificazione. I due giovani pertanto sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Inoltre nei loro confronti il questore di Venezia ha disposto il provvedimento del foglio di via obbligatorio per la durata di 3 anni. Cambiamo argomento. La Giunta Comunale di Venezia ha adottato oggi il piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per l'ambito denominato ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia, in attuazione della variante urbanistica approvata dal Consiglio Comunale. Il progetto prevede la realizzazione di un campus tecnologico specializzato nello sviluppo di software e applicazioni basate sull'intelligenza artificiale in ambito medico. Sorgeranno uffici, laboratori, residenze per circa 600 lavoratori, foresterie, palestra, piscine, asilo, ristoranti, bar e negozi di vicinato. Il piano comprende anche il recupero e la valorizzazione di due edifici storici, l'ex Teatro Marinoni e la chiesa di Santa Maria Nascente, che verranno destinati a usi pubblici. La parte sanitaria continuerà a svilupparsi al padiglione Rossi. Particolare attenzione è riservata alla sostenibilità ambientale con tetti verdi, impianti fotovoltaici, sonde geotermiche, sistemi per l'autonomia idrica e soluzioni architettoniche per massimizzare l'apporto di luce naturale nei luoghi di lavoro, oltre che all'efficienza idrica e minimizzazione della produzione dei rifiuti. Passiamo allo sport con il calcio. Il Venezia Football Club invita gli sportivi e i tifosi arancio e nero-verdi alla presentazione ufficiale della prima squadra maschile e dello staff tecnico per la stagione 2025-2026, in programma mercoledì 30 luglio alle ore 19 presso Venezia. L'ingresso presso la tribuna sarà gratuito fino a esaurimento posti, previa preregistrazione a un link che si trova nel sito del Venezia Football Club. A condurre la serata sarà il giornalista Gianluca Di Marzio, che accompagnerà i presenti alla scoperta della rosa e dello staff tecnico che guiderà gli arancio-nero-verdi nella nuova stagione. Al termine della presentazione i tifosi avranno l'opportunità di incontrare i giocatori, scattare foto e richiedere autografi, vivendo così un momento speciale di condivisione e vicinanza con la squadra. A seguire la serata continuerà con un evento esclusivo realizzato in collaborazione con Cinar, un aperitivo a base di Cinar Spritz accompagnato da musica dal vivo. Questo secondo momento sarà riservato ai possessori della Venezia FC Supporters Card, che riceveranno una newsletter con tutte le istruzioni per registrarsi e garantirsi uno dei posti disponibili fino a esaurimento. Questa era la nostra ultima notizia.
Grazie per averci seguiti. Arrivederci.